E noi non vogliamo che si moltiplichino le zone rosse in città e non vogliamo che Padova venga raccontata come una città insicura, vogliamo che invece Padova sia ricordata come quello che è, cioè una città inclusiva. L'appello ad unirsi e ad essere umani, collaborando per sostenere chi vive ai margini, rivolto dal sindaco di Padova Sergio Giordani dopo le multe ai senza tetto della stazione, viene rilanciato anche dal gruppo di Coalizione Civica. La consigliera comunale Marta Nallin, ex assessora al sociale, ribadisce la contrarietà alla zona rossa come strumento per garantire maggiore sicurezza. Abbiamo sempre detto che siamo contrarie a questo approccio, un approccio securitario, un approccio che esclude e che non risolve davvero il problema. Noi invece crediamo che la realtà debba essere affrontata attraverso progetti concreti, sono quelli che sono stati messi in campo anche dal Comune in coordinamento con le tante realtà che operano in questa area come in tante altre aree della città. Il Comune di Padova ha un bilancio sociale molto alto, si aggira intorno ai 40 milioni, ha ottenuto tutti i finanziamenti del PNRR proprio rivolti all'inclusione sociale e al contrasto alla povertà. Per noi questa è la direzione giusta, fatti concreti che aiutino le persone a uscire da una situazione di fragilità e di difficoltà e non invece approccio escludente che sposta le persone e quindi in qualche modo aumenta la percezione di insicurezza. Ma le multe ai senza tetto della stazione di Padova hanno acceso il dibattito anche nel centrodestra, tra le fila di chi fin dal primo momento ha sostenuto l'opportunità di creare zone rosse nella città. Ecco le parole della consigliera regionale Elisa Venturini. Proprio perché sono soggetti fragili, il Comune deve intervenire con delle soluzioni concrete e non dicendo che sono inumane le sanzioni e fermandosi là, perché ci sono comunque delle responsabilità anche da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei soggetti bisognosi. E per quanto riguarda le forze dell'ordine, loro fanno la loro parte e applicano e danno esecuzione alle disposizioni normative e regolamentari. Nel caso poi in questione, pur trattandosi di zona rossa, non sono persone che possono essere allontanate perché non hanno precedenti penali, perché non hanno una condotta antisociale. E proprio perché sono soggetti fragili, allora il Comune deve intervenire attraverso i servizi sociali.